pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta! Le ordinanze che hanno confinato anche il Veneto alla zona rossa, a partire da domani, hanno un riflesso anche sull'organizzazione dei mercati rionali e settimanali nelle città. In forza dei provvedimenti che stanno per entrare in vigore, infatti, l'attività mercataria sarà ristretta, come nella primavera 2020, ai soli banchi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici. Un duro colpo per l'economia del commercio ambulante, che fino a giovedì scorso, nel caso di Chioggia, ha consentito a oltre 200 imprese di lavorare. Quanto alla dislocazione, è lecito pensare che il Comune si adopererà per comportarsi come nel maggio di un anno fa, quando venne riservata la zona di Vigo e il Corso del Popolo più vicino a Sant'Andrea ai 9 banchi consentiti in questione. La scuola primaria Ballarin a Valli di Chioggia non è stata l'unico edificio ad essere stato visitato dai ladri nella frazione durante la notte fra martedì e mercoledì scorsi. Anche la sede staccata dell'associazione sportiva United Futsal di calcio a 5 ha subito l'irruzione dei malintenzionati, i quali hanno forzato gli ingressi allo scopo di accedere agli uffici e arraffare quanto possibile. Purtroppo per loro non c'era niente da rubare, al netto dei danni inferti alle serrande per riuscire a entrare. La United Futsal è sostanzialmente ferma da un anno, commenta sconsolato il presidente Matteo Basso, ma rimane tanta amarezza. Nei giorni scorsi il Centro di Solidarietà Anna Dupuis, che gestisce il banco alimentare e che collabora alla consegna della spesa per gli indigenti a seguito dell'emergenza economica e sanitaria, aveva lanciato l'allarme relativo al fatto che non tutti i fondi messi a disposizione dal governo al comune di Chioggia, pari a 336.000 euro, sono stati trasformati in buoni spesa, attendendo quindi la diramazione di istruzioni per il da farsi. La situazione è invero più complessa, racconta Barbara Penzo, capogruppo del PD in Consiglio Comunale e attivista nel volontariato. I finanziamenti non sono ancora stati spesi per intero, spiega la segretaria democratica, in quanto le 581 domande accolte sono state già esaudite, ma, considerate anche le 49 richieste respinte, sono pervenute all'ente meno istanze rispetto al previsto. Molto probabilmente c'è stato chi ha avuto difficoltà con la compilazione del modulo telematico e ha desistito. Pertanto ora il settore politiche sociali del comune di Chioggia sta valutando l'emanazione di un secondo bando per far rientrare questi possibili aventi diritto e raggiungere così chi non ha compiuto la propria richiesta online. Per mercoledì 17 marzo è stata convocata una nuova seduta a distanza del tavolo sociale, dove oltre all'amministrazione parteciperanno anche le realtà del terzo settore coinvolte nella distribuzione, come l'Emporio della Solidarietà di Caritas, il Banco Alimentare e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, che ha aiutato nelle consegne in centro storico e a Borgo San Giovanni. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria.
Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Con l'ufficializzazione dello spostamento a ottobre delle elezioni comunali, la campagna elettorale chioggiotta entra meno nel vivo e si diluisce lungo i 6 mesi che separano dall'appuntamento con i seggi. Ciò nonostante le attività dei partiti e delle liste civiche per presentarsi al via con i candidati più efficaci non demorde. I nomi in campo, tutti ufficiosi finora sia chiaro, sono ormai tanti e Chioggia Azzurra ha deciso di organizzare una consultazione più che informale per conoscere chi è il papabile sindaco o la papabile sindaca preferiti dai chioggiotti. Nelle risposte sono stati inseriti amministratori uscenti e potenziali rientranti, politici di lungo corso e riserve della società civile, esponenti del Movimento 5 Stelle, del centro-sinistra e del centro-destra. Da oggi e per tutta la prossima settimana, in forma del tutto anonima, si vota nel modulo online, scegliendo uno e un solo nome tra i 20 offerti. I primi 10 classificati passeranno al secondo turno, che ne scremerà un'altra metà fino al ballottaggio. Ripetiamo che si tratta di un gioco e non di un sondaggio, ma che può contenere un filo di verità. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Ancora una volta le restrizioni alla circolazione, via via più pesanti, hanno effetti anche nel trasporto pubblico locale di ACTV. L'azienda veneziana ha diramato la comunicazione che annuncia nuove soppressioni e limitazioni di orario sia per il servizio di navigazione che per quello automobilistico. Nel sito actv.it l'intero quadro della situazione che entrerà a regime domani, lunedì 15 marzo, e resterà vigente almeno fino al 6 aprile. La motivazione principale, naturalmente, consiste nel ridotto numero di persone autorizzate a circolare e alla contestuale chiusura di molti esercizi e attività, oltre alla didattica a distanza estesa anche alle scuole primarie, a quelle per l'infanzia e a quelle secondarie di primo grado. Nella Venezia insulare non subiranno modifiche le linee 1, 2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 9, 11, ad esclusione della sospensione che riguarda nella notte fra sabato e domenica e nella notte tra domenica e lunedì, da Chioggia a Pellestrina le corse delle ore 0:45 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 1:10. Sospese anche per via della contrazione del mercato settimanale di Chioggia le corse dei vaporetti di linea 11 in programma il giovedì da Chioggia a Pellestrina dalle ore 11:20 e da Pellestrina a Chioggia dalle ore 11:50. Limitazioni per le corse notturne di linea 12, 13, 14, 17 e 22 verso la Laguna Nord e le altre notturne. Soppresse le corse bis programmate in orario scolastico, così pure le linee automobilistiche. In tal senso, da mercoledì 17 l'azienda diraderà anche la frequenza delle corse tranviarie e degli autobus nelle fasce orarie non legate alle esigenze dei pendolari, sospendendo altresì le tratte con limitato afflusso di passeggeri. Infine, sempre dal 17 marzo, salteranno alcuni degli sportelli per la vendita dei biglietti, sia in laguna che in terraferma, ma sarà sempre possibile acquistarli nelle tabaccherie.